per l'attuazione del piano di sviluppo rurale siamo piuttosto avanti, perlomeno per quanto riguarda la predisposizione dei bandi, il finanziamento dei progetti. Abbiamo aperto 81 bandi finora e ne stiamo aprendo altri diversi per altri circa 218 milioni di euro. I bandi aperti già ammontano a 395 milioni di euro e contiamo quindi con finanziamento di circa 14.000 domande, di cui 13.300 delle misure a superficie e circa 800 delle misure strutturali. Contiamo quindi entro la fine del 2018 che rimarranno disponibili ancora solo il 12% delle risorse complessivamente messe a disposizione della Regione Marche, che a seguito del sisma ammontano a 697 milioni.